nuovamente in diretta Focus TG, una buona Pasqua a chi si fosse appena sintonizzato sul nostro canale. Continua questa grande ondata di solidarietà, vogliamo ricordarlo, in questi giorni così difficili. Abbiamo mostrato tutte le iniziative che si stanno portando avanti sia dalla Protezione Civile ma anche dalle tante associazioni che stanno lavorando proprio per cercare di aiutare chi ha più bisogno, di aiutare anche, come il caso dell'associazione Helios Onlus, di aiutare proprio l'ospedale con l'acquisto di materiale e strumentazione che verrà utilizzata proprio dai nostri medici. Quindi sono questi aiuti concreti che vengono portati avanti di giorno in giorno, ed è giusto sottolineare anche proprio questo forte lavoro che si sta facendo tutti insieme per contrastare questa emergenza Covid-19. Un lavoro che stanno facendo anche le forze dell'ordine continuamente sul campo per cercare di bloccare, di arginare, di limitare tutte quelle persone che non rispettano le regole, e andiamo per esempio, e continuano quindi tutti i controlli e anche le denunce, perché c'è davvero chi non rispetta queste minime direttive, che sono quelle di restare a casa, uscire soltanto in condizioni di necessità, ovvero per andare a lavorare, per motivi di salute, per andare a fare la spesa. E ricordo anche in questo frangente la spesa soltanto una persona per nucleo familiare, e mi raccomando, indossate mascherine e guanti, perché sono tanti gli appelli che ci arrivano, i messaggi che arrivano anche al nostro numero WhatsApp, il 340 3218 806, soprattutto di commesse e commessi nei supermercati, che dicono la gente sembra proprio non abbia alcun riguardo nei nostri confronti, entrano senza mascherina, senza guanti, davvero senza neanche, quasi senza portare il dovuto rispetto nei nostri confronti, ma anche nei confronti del prossimo. Allora mi raccomando, indossate sempre le mascherine e rispettate le regole. E andiamo per esempio a Padova, perché sono partiti e continuano soprattutto in questi 2 giorni di Pasqua e Pasquetta i controlli, che sono stati intensificati proprio per evitare che le persone, approfittando di queste bellissime, tra l'altro, e calde giornate di primavera, escano senza un giustificato motivo. E allora sulle strade che portano verso i Colli Euganei e nelle altre località fuori dal territorio urbano sono stati appunto fatti dei posti di controllo speciali, sorvegliati anche gli argini, e al momento le pattuglie della questura di Padova hanno controllato 40 persone, 11 sono state sanzionate per aver violato il regolamento sul Covid-19, 29 autocertificazioni sono state verificate, controllati 32 veicoli, la maggior parte dei quali rivolti tutti verso i colli. E tra l'altro la cosa che fa sorridere in tutto questo sono le giustificazioni che le persone accampano quando vengono fermate dalle forze dell'ordine. C'è chi ha sostenuto di essere uscito dal proprio comune per gettare la spazzatura, la carta nella spazzatura. Chi ha riferito di andare a fare la spesa proprio oggi, domenica, tra l'altro giorno di Pasqua, perché sappiamo benissimo che Pasqua e Pasquetta i negozi sono chiusi. Adesso un gruppetto di 5 persone che si trovavano tutti nella stessa auto ha sostenuto di andare a lavoro. Da capire che lavoro possano fare tutti e 5 nella stessa auto, multati perché sono stati sorpresi sull'argine 2 runner e un ciclista. Altre 2 persone sono state multate perché stavano raggiungendo i familiari in un altro comune per il pranzo pasquale. Quindi queste scuse che vengono accampate nonostante si stia dicendo in più maniere proprio mi raccomando, restate a casa, limitate al massimo gli spostamenti per evitare qualsiasi contagio e limitare il contagio. I controlli in ogni caso continuano serrati per tutta la giornata di oggi e per tutta la giornata di domani, anche attraverso l'elicottero della Polizia di Stato che sta sorvolando dall'alto il territorio e segnala alla centrale operativa della Questura i luoghi di maggiore aggregazione o transito di veicoli dove poter poi inviare le pattuglie e procedere alle sanzioni anti-Covid. Tra l'altro in diverse aree sono partiti anche i controlli con l'utilizzo dei droni che appunto verificano magari assembramenti di persone o degli spostamenti particolari di automobili, arriva la segnalazione alle forze dell'ordine che si muovono poi per andare a effettuare i controlli. Oggi giornata di Pasqua, allora vogliamo sentire le parole del vescovo di Treviso, Tomasi. Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove lo hanno posto.
Maria Maddalena corre trafelata dagli apostoli e ha questo grido accorato, addolorato: non c'è più il Signore, il suo corpo non c'è più. Questo mi sembra è anche il grido, e spesso è una domanda sommessa, forse a volte anche non espressa, di quanti in questi giorni hanno vissuto e devono vivere la sorte dei loro cari, proprio vivendola come un furto, come l'ha vissuta Maria Maddalena. Non sappiamo dove l'hanno messo, può voler dire anche non sappiamo come è morto, non potevamo esserci, non lo abbiamo salutato con il nostro pianto, con il nostro cammino insieme. Al sepolcro, dopo questo grido, si muovono Pietro e Giovanni e vanno di corsa, uno più lento, uno più veloce, e alla fine, quando è arrivato anche Pietro, il Vangelo dice del discepolo che Gesù amava: allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Forse l'Evangelista vuole dirci che il discepolo incominciò in quel momento di nuovo ad amare, il cuore iniziava di nuovo a palpitare e a desiderare anche con forza di credere che forse davvero non era finito tutto, che davvero il vuoto del sepolcro alludeva a qualcosa di nuovo, di ulteriore, che quel vuoto non significasse solamente un furto di amore. Giovanni vede, il suo cuore inizia a battere in un modo completamente nuovo e torna a ricordare tutto quello che aveva visto e vissuto col Maestro e gustato. Allora era vero, allora il Signore proprio questo voleva dire. E allora quell'impatto netto, definitivo ormai per tutta la storia del sepolcro vuoto, diventa l'annuncio che per lui non si potrà mai più spegnere nel cuore e nella vita l'impressione, il sentimento, la certezza che il Signore è vivo. E anch'io adesso lo so, lo sento. L'impressione e la consapevolezza che tutto inizia di nuovo, che quell'amore che prima sembrava impossibile con quelle richieste di dono di sé, non solo è davvero possibile, ma anche semplicemente è reale. Ecco il fondamento della nostra speranza. Quello che di buono e di bello abbiamo sperimentato e stiamo sperimentando sulla natura umana, la solidarietà, la pazienza, la cura, il misurare il nostro passo su quello degli ultimi, la capacità di sognare insieme un mondo più bello e più giusto e la voglia e la disponibilità insieme a costruirlo non sono soltanto illusioni, pii desideri di una quarantena che ci lascia allibiti, no. Vuol dire che tutto questo è possibile e lo vediamo, è la realtà della nostra vita. Allora ricominciamo ogni giorno e oggi di nuovo a credere a questo bene che è in noi perché Lui ha vinto la morte, perché Lui ha vinto quel prodigioso duello tra morte e vita che abbiamo cantato nella sequenza con quella melodia, quel testo che attraversa i tempi e vince l'oblio della dimenticanza. Siamo legati da un filo al sepolcro vuoto che è la tradizione di tutta la nostra Chiesa. Quel duello l'ha vinto e lo sta vincendo sotto i nostri occhi.
ma forse noi non ce ne eravamo accorti, avevamo altro da fare. Oggi risuona l'annuncio, oggi la nuova certezza, forse un po' timorosa perché pensiamo che sia troppo bello per essere vero e che tuttavia non ci lascerà mai più. Racconta anche a noi, Maria, che cosa hai visto sulla via? Ho visto la tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto, ho visto morire la morte, ho visto quanto è forte la vita, ho visto quanti miracoli può fare l'amore. E guardiamoci intorno oggi, vedremo le stesse cose. Il Messia è morto ed è risorto, noi viviamo in Lui. Quindi anche noi siamo morti e risorti e impareremo ancora una volta a vivere di conseguenza. Viene il giorno in cui la nuova creazione, che al momento rimane ancora nascosta, sarà svelata e il Re, il Messia, sarà svelato e rivelato nella gloria. Quando questo succederà, scoprirò come è bella la persona che sono in Lui. E se insieme crediamo e viviamo di conseguenza, se ci prendiamo cura gli uni degli altri, se viviamo da fratelli e da sorelle, da cittadini di un'unica comunità, sapremo vivere e amare di conseguenza. Cercate le cose di lassù, ci ha detto l'Apostolo Paolo. Non significa scappare dalle nostre responsabilità, rifugiarsi in un paradiso artificiale. No, il contrario, vuol dire lavorare qui, continuando a guardare in alto, a guardare lontano, a camminare come se vedessimo l'invisibile, il bene possibile e reale. E allora vivremo insieme un mondo che ricomincia, un po' più fragile, consapevole dei suoi limiti, ma anche un po' più saggio, un po' più bello, più giusto e fraterno. Anche questo vuol dire che ho visto la tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto. Anche questo vuol dire buona Pasqua. Questo messaggio di augurio per una buona Pasqua in questo momento così difficile che ci è arrivato proprio dal Vescovo di Treviso, Monsignor Tomasi. E intanto la giornata di ieri è stata una giornata un po' particolare perché essendo che i supermercati sono chiusi sia a Pasqua che a Pasquetta, ieri sono stati letteralmente presi d'assalto. Numero 67. Avvisiamo lo spettabile clientela che per entrare al supermercato bisogna munirsi di biglietto di numeretto che trovate sulla chiocciola rossa. All'uscita del supermercato anche abbiamo messo delle bottigliette d'acqua per chi ne avesse necessità. Anche lei in coda dovrà aspettare a lungo? Purtroppo ne ho 25 davanti. Ho circa 52 persone prima di me, quindi la fila è lunga, dobbiamo rispettare le regole. Per il momento speriamo che finisca presto, aspettiamo solo questo. Altri 30 persone. Hanno preso d'assalto questa mattina? Sì, sabato d'altra parte era prevedibile una cosa del genere. Sono rimasto sorpreso anch'io, sinceramente le ultime 2 volte che sono venuto saremmo stati in 20 persone, ma farla grande. E a vedere tutto questo lavoro qui, stavo quasi per girare la macchina e tornare indietro, dico intanto morire di fame non muoio. Un po' di coda e poi la spesa di una settimana intera però, quindi un paio d'ore diciamo così. Ha aspettato a lungo? No, non tantissimo. Hanno preso d'assalto i supermercati oggi? Un po' di più del solito, però non gran cosa, diciamo. No, secondo me no, ho visto tranquillo qua. Sono in coda perché io sto aspettando 600 euro, che sono un imprenditore da Treviso e da un mese che aspetto 600 euro, ma non ho visto mai. Più ho 6 dipendenti in casa di migrazione e non sappiamo nulla quando arrivano. Fino a che non ho 600 euro non devo comprare niente, vedi? E quando arrivano 600 euro? Da un mese e ho 6 dipendenti io. E occupiamo con alberghi, con ristoranti e non abbiamo nessuna speranza per lavoro. Che Pasqua sarà? Basta rassegnarsi un po' alla faccenda. Non c'è niente da fare. Inutile
protestare o altro. Siamo così e dobbiamo sopportare tutto. Dobbiamo sopportare assolutamente, perché soltanto con questo sacrificio si può cercare di limitare al massimo i danni da questo contagio coronavirus. Tantissimi messaggi che ci state inviando. Ricordo allora due cose: la prima è il numero 340-3218-806, mi raccomando inviateci messaggi, fotografie e video, non fate telefonate perché noi non rispondiamo al telefono. Poi ricordo anche che potete seguirci su Facebook. Abbiamo appunto sulla nostra pagina Facebook, ci sono tutti gli approfondimenti, tutto quanto quello che state vedendo adesso in diretta poi lo troverete anche sulla pagina Facebook, e su Telegram potete continuare a seguirci, quindi sappiate che anche sui social siamo più che mai attivi, e quindi potete seguirci senza problemi, e ovviamente anche in streaming. Chi non ha la possibilità di seguirci direttamente sulla televisione, sul nostro sito appunto in streaming può seguire questa edizione di aggiornamento quotidiano che facciamo, appunto, edizione straordinaria di Focus, per darvi giorno per giorno, ecco, notizie di quanto sta accadendo per quanto concerne questo contagio. Allora andiamo a leggere qualcuno dei vostri messaggi. Purtroppo sono tantissimi, quindi non riuscirò mai a leggerli tutti. Vengono trasmessi sul nostro schermo, li potete leggere, ma ecco, io cercherò di leggerne il più possibile. Tanti complimenti che arrivano a Zaia: viva il nostro Veneto, forza e basta lamentarsi. Dai, questo è davvero un messaggio che viene lanciato da questo nostro telespettatore a tutti i veneti. Buona Pasqua al governatore Luca Zaia, al suo staff, e a voi direte veneta. Giorgio da Verona, grazie Giorgio. Buona Pasqua, fai riaprire i negozi, noi chiudiamo altrimenti. Questo messaggio che arriva da questo negoziante. Buona Pasqua, e c'è anche spazio per le poesie. Buona Pasqua dai miei fiori colorati, dai ciliegi, dai dolci frutti, dalle galline per le uova, dall'affettuosa cagnolina, dai mici giocosi, e infine dalla Madonnina che da un angolo del giardino mi ricorda che non di solo pane vive l'uomo. Buona Pasqua. Auguri al nostro governatore Zaia. Veneti siamo un popolo invincibile, forza, state a casa. Ecco, ascoltate questa nostra telespettatrice che dice: mi raccomando, state a casa. Buona Pasqua a tutti. E adesso questa sentite: ho pagato 2 mascherine 28 euro. E non è poco. Qui bisognerebbe, questa persona scrive dalla provincia di Verona, ed è in questi casi che bisognerebbe segnalare alle forze dell'ordine, perché sono veramente, cioè, impensabile una cifra del genere per 2 mascherine, quindi io consiglio di segnalare questa cosa alle forze dell'ordine, perché devono partire assolutamente dei controlli. Un augurio per Zaia presidente d'Italia. Bene, quando si potrà, come segno di libertà, proponiamo a Zaia una pedalata insieme al Godiforte Bike Team di Cavarzere. Intanto lo ringraziamo per quello che fa. Auguri di buona Pasqua. E ancora buona Pasqua a Zaia, a tutti gli operatori medici, infermieri, a tutte le persone che stanno lavorando in questo momento di forte caos. Davvero, soprattutto un ringraziamento in primis agli operatori sanitari che sono in prima linea, a diretto contatto con le persone che stanno soffrendo e sono state contagiate dal coronavirus, dal Covid-19. Adesso invece siamo alla pagina, a uno spazio politico, perché fuori dalla finestra è la serie di dirette assieme a Giacomo Possamai, PD vicentino, che sta vivendo assieme a noi proprio questo momento decisamente difficile. Allora, come ospite Achille Variati. Abbiamo davanti il grande tema, curva epidemiologica consentendo, della logica della riapertura. Perché in quella fase 2 che Conte ha elencato come la fase della convivenza con il virus, abbiamo avuto la fase della grande emergenza da cui contiamo di uscire nel giro di qualche settimana. Poi ci sarà la fase della convivenza. La fase della convivenza ovviamente deve essere accompagnata da una progressiva apertura delle attività economiche. È evidente, perché solo uno sciagurato, solo un ebete può pensare che gli aiuti di Stato possano sostituire la produzione. Non esiste, non ce la facciamo, andiamo in default come bilancio dello Stato, quindi dobbiamo riprendere il reddito.
ma come riprenderlo? E qua ci sono i 3 grandi filoni, mi fermo. Uno sono i territori, le filiere produttive, i dipendenti, età, non età, e su questo si ridisegna la sicurezza nei luoghi di lavoro. Però mi fermo. E adesso andiamo a Orgiano e andiamo a vedere come stanno trascorrendo la Pasqua gli anziani ospiti della casa di riposo. Loro hanno capito, non occorre neanche dire niente, sanno di sedersi a distanza, ci si parla così un po' da lontano, prima magari si abbracciava qualcuno, adesso bisogna evitare per forza, ecco, no. Però stanno rispondendo bene. Io spero che reggano, perché anche dal punto di vista psicologico non è semplice, non è facile. Anche alla casa di riposo San Giuseppe di Orgiano la Pasqua di quest'anno è una festa ridimensionata, ma non si può proprio rinunciare al contatto con i propri cari, almeno in videochiamata. Vedere, quindi attraverso la videochiamata, vedere un proprio familiare, già quello rassicura, perché hanno paura per loro stessi, ma hanno paura anche per appunto i loro cari che stanno fuori di qui. E quindi è un po' una rassicurazione doppia che cerchiamo di fare. Cerchiamo di fare in modo che non diventi anche un ambiente freddo. A norma sì, ma possibilmente non freddo. Anche il personale della cucina in questo periodo cerca di coccolare un po' di più gli ospiti, magari con qualche piatto particolare. Adesso verranno distribuite, a ogni ospite verrà dato un uovo di Pasqua. C'è stato il titolare di un'azienda che ha offerto delle colombe nell'occasione della Pasqua per i nostri ospiti. È stato veramente gentile, è stato un gesto che mi ha commosso. La Pasqua è anche il momento per riconoscere gli sforzi fatti nella Quaresima in quarantena. Ospiti molto bravi e anche il personale, bisogna veramente dire grazie. Tutti quanti per il loro verso si danno veramente tanto da fare. Infermieri, operatori, personale delle pulizie. È chiaro che le sentiamo anche proprio come missione, perché comunque si cerca di fare il massimo per preservare i nostri ospiti e si spera insomma che il virus non entri. Se dovesse entrare comunque siamo pronti appunto a gestirlo. Andrà tutto bene poi? Speriamo, andrà tutto bene, sì. E poi si vede proprio anche all'esterno di questa struttura quello che ormai è diventato il segno di riconoscimento di questi giorni a livello collettivo, questo arcobaleno, questi colori sgargianti e la scritta "andrà tutto bene". E un messaggio di speranza, un grande messaggio di fede è arrivato anche dal parroco di Castellavazzo. Siamo nel Bellunese, ricorderete questo parroco infermiere che ha deciso di smettere di fare il prete per un periodo e tornare appunto invece in corsia a dare una mano concretamente a chi ha bisogno, a chi si trova ad affrontare questo momento di difficoltà a livello proprio di salute, quindi è tornato a fare l'infermiere, quindi questo prete infermiere. Allora sentiamo il messaggio. Buona Pasqua a tutti nel Cristo risorto, e sia veramente una risurrezione quella che viviamo dentro nei nostri cuori. La Pasqua sia un fiore che germoglia, sia una luce che sale all'orizzonte, sia una speranza che nasce nei nostri cuori. Il saluto profondo va a tutti coloro che sono ricoverati nei nostri ospedali, alle loro famiglie, a tutti coloro che negli ospedali e sul territorio lavorano, siano essi personale dipendente o volontari. Grazie perché state dando il cuore, state dando un dono grande a tutte le nostre comunità. Un saluto a tutti coloro che in questo tempo hanno avuto dei lutti a casa. Vi ricordiamo e la nostra preghiera affida i vostri cari al Signore. Grazie per tutto quello che nelle nostre comunità viene fatto per coloro che sono i più poveri, per coloro che sono i sofferenti. Grazie per tanta preghiera che sale in questo momento sia negli ospedali che nelle comunità della nostra provincia. Sia l'abbraccio profondo di speranza, di pace che questa Pasqua porta con sé a rincuorare le nostre vite, a dare forza
al nostro spirito e che sappiamo con il nostro sguardo, ricordiamoci, guardare in alto, perché abbiamo bisogno di cercare. Noi siamo sempre alla ricerca di uno sguardo amorevole che vada oltre la nostra esistenza, oltre la nostra vita. Abbiamo bisogno di sentirci amati. Questo amore viene veicolato e passa tramite l'azione di tante persone che in questo tempo si sono donate senza nessuna sosta. Grazie a tutti voi. Che questa Pasqua sia una Pasqua di serenità, sia una Pasqua di speranza, sia una Pasqua che fa rifiorire dentro nel nostro cuore tutte quelle realtà che donano pace, come dicevo prima, come un fiore che sboccia. Auguri a tutti di buona Pasqua. Bella questa immagine di della pace vista come un fiore che sboccia, e tra l'altro poi in queste splendide giornate di piena primavera. L'invito a stare a casa assolutamente diventa fondamentale, l'abbiamo ripetuto tantissime volte e continueremo a ripeterlo perché diventa davvero l'elemento principale per cercare di limitare al massimo il contagio da Covid-19, e questo appello viene lanciato anche dagli atleti vicentini. Ciao, sono Luca Rigoldi, anch'io da sportivo del Vicentino. In questa emergenza voglio dirvi quanto sia importante coltivare le nostre passioni e soprattutto le nostre amicizie. Ciao a tutti, sono Laura Stratti, campionessa italiana di salto in lungo. In questo momento mi trovo nella mia casa di Cassola e vi volevo mandare un messaggio. Stringiamo tutti i denti in questo periodo particolarmente difficile, cerchiamo di dedicare il più tempo possibile alle nostre famiglie e restiamo a casa. Anche gli sportivi vicentini in campo per un messaggio di resistenza e di solidarietà con tutti i veneti costretti in casa dal coronavirus. Da Luca Ghiotto, pilota, il suo invito ad indossare le mascherine, a Flavia Sirelli che punta sulla solidarietà come nel gioco di squadra, o Andrea Ferrigato, ciclista, con l'unione fa la forza per andare avanti. Ciao a tutti, sono Loris Zonta. Noi del Vicenza sappiamo che in questi momenti di difficoltà il ruolo del gruppo assume un'importanza fondamentale. Questa partita non la si gioca solo in 11, ma la affrontiamo tutti quanti assieme e sono sicuro che attraverso il contributo di tutti e l'unione e lo spirito di squadra ne usciremo presto vincenti. Un abbraccio a tutti e restiamo a casa. Ciao a tutti, sono Raffaella Masciadri, ex capitana del Famila Basket Schio. In questo momento tutti, anche noi sportivi, dobbiamo stare a casa, ma anche da qui facciamo squadra per sconfiggere questo virus, distanti ma uniti. E poi ancora il rugby, gioco di squadra per eccellenza con Ludovico Torregiani, Pozzato invece per l'hockey. È fondamentale in questo momento fare squadra, rimanere uniti, perché presto torneremo a fare il nostro sport che più amiamo, nei luoghi dove più ci divertiamo e non manca molto. Stiamo uniti e forza, mi raccomando. Fare squadra è stare uniti, soprattutto è quello che continua a ripetere anche il governatore Zaia. Insieme davvero, se tutti si lavora pensando al bene del prossimo, al rispetto di se stessi e del prossimo, si può superare questo momento difficile, si potrà tornare alla normalità. E lasciamo per un attimo il discorso legato all'emergenza coronavirus, ma parliamo del possibile stato di inquinamento del torrente Longhella, e siamo a Marostica. L'inquinamento del torrente Longhella a Marostica ha fatto scattare l'allarme sui social da parte dei cittadini, preoccupati per l'impatto ambientale su flora e fauna. Nelle immagini, girate durante un sopralluogo all'altezza di Ponte Campana, si vede chiaramente lo stato di degrado del torrente. Immediati e tempestivi sono stati gli interventi del sindaco Matteo Mozzo e dei carabinieri, che sono già stati sul posto e hanno avviato l'iter per tutti gli accertamenti del caso con ARPAV, ULS e Consorzio Bonifica. Il video, postato su Facebook, ha raccolto commenti preoccupati ed esortazioni a fare chiarezza sulle responsabilità del danno.
E in questi giorni, complice anche il bel tempo che appunto sta caratterizzando queste giornate di primavera, la gente che sta a casa si dedica soprattutto al giardinaggio, a sistemare appunto le aree verdi di proprietà. Solo che poi che fare di tutto quello che resta degli sfalci d'erba e quant'altro? Allora a Rosà si sta pensando di riaprire gli ecocentri, però vediamo in che maniera. Era stato chiuso il 13 marzo e adesso in via straordinaria riaprirà i cancelli. Si potrà conferire la sola raccolta vegetale, verde e ramaglie nel centro di raccolta di via Prati a Rosà. 3 le aperture la settimana dopo Pasqua, martedì 14 dalle 9 alle 13, mercoledì 15 dalle 14 alle 18, sabato 18 sia la mattina che il pomeriggio. Aperture previste anche martedì 21 e mercoledì 22 aprile. Nei casi proprio di estrema necessità, ripeto, estrema necessità, abbiamo aperto in maniera straordinaria l'ecocentro solamente per il verde e ramaglie con una modalità di svuotamento fatta in loco, rimanendo in macchina naturalmente, e con un controllo che verrà fatto con una registrazione delle targhe, perché dopo quando uno è in strada è anche soggetto ai dei controlli. L'obiettivo resta quello di evitare ricadute di tipo igienico-sanitario, come indicato nella circolare inviata dal prefetto a tutti i comuni. Il verde sarà conferito in totale autonomia, nel rispetto delle regole previste, tra cui ricordiamo l'obbligo di guanti e mascherine. Siamo alla pagina politica, ultimo consiglio comunale da sindaco di Albettone, perché Gio Formaggio ha rassegnato le sue dimissioni e ha consegnato la fascia tricolore al suo vice. Sono stati 11 anni bellissimi al servizio dei cittadini di Albettone. Sono stato onorato di servire il paese che mi ha visto nascere e dove ho gli affetti più cari. Porterò Albettone sempre nel cuore. Però questa esperienza si conclude qui e con la consapevolezza di lasciare la squadra che ha operato con me ad amministrare il paese. Ultimo discorso da sindaco del comune di Albettone, poco più di 2000 anime per Gio Formaggio, che nella seduta di venerdì sera del Consiglio Comunale ha rassegnato le dimissioni da primo cittadino per vestire appieno la carica di consigliere regionale. Adesso è giunto il momento di occuparmi di Albettone, dell'area berica, della provincia di Vicenza e dei cittadini veneti. Continuerò il mio impegno politico in Regione Veneto per dare il meglio dopo questo periodo di crisi. È difficile che cambia, però Posso abbracciarlo perché il governo ci mette in perché è inutile negarlo, ma è grazie a lui se quando adesso si dice Albettone sappiamo dov'è. Tutta l'Italia sa dov'è Albettone. Inevitabile la commozione per Gio Formaggio, che passa le consegne al suo vice sindaco, ma di certo non si dimenticherà della sua cittadina ed anzi le istanze del suo e di tanti comuni del territorio vicentino e veneto avranno in consiglio uno strenuo portavoce. Auguri di Pasqua e auguri sono arrivati anche da parte del sindaco di Padova, Sergio Giordani. Tra l'altro gli auguri li ha fatti all'interno di una struttura spettacolare. Vediamo. Anche lui, da più di un mese, non vede nessuno. Come tanti bellissimi luoghi della nostra città che purtroppo non si possono più vedere. Pensate che il Palazzo della Ragione ha 800 anni e i nostri antenati ci hanno impiegato solo un anno. È stata un'impresa eccezionale, perché quando i padovani vogliono, riescono anche in questo. Il nostro palazzo osserva la città da 8 secoli e ha visto tantissime cose e anche tanti momenti difficili. Ha visto la peste. Ha visto tante epidemie e tante guerre, dal Medioevo ai grandi conflitti mondiali. Però in tutte queste occasioni ha visto sempre Padova rinascere più forte, cosa che succederà anche stavolta, dopo questo momento difficilissimo. Ecco perché i miei auguri di Pasqua ho deciso di farveli da qua, per ricordare a tutti noi che siamo una grande città, con voglia di futuro, voglia di fare da sempre. Passeremo una Pasqua diversa,
un momento difficile per tutti, ma nel quale stiamo mostrando grande responsabilità e determinazione. La nostra si conferma una grande comunità e di questo vi ringrazio tutti. Molti di noi non potranno vedere i propri cari, però è un momento delicato, bisogna proteggerli e tenerlo duro. Ricordiamoci che non c'è azione più nobile di un sacrificio per salvarci tutti assieme. Passate una Pasqua, per quanto possibile serena. Riflettiamo, perché ci attende un tempo di ricostruzione, dove servirà tutto il nostro impegno e dovremo essere uniti come lo siamo stati fino a qui. Però siate prudenti e state in casa. Un grazie da parte di tutta la città per chi anche durante la Pasqua lavora per noi nei servizi e nella sanità. Grazie veramente di cuore da parte di tutta la città. Non c'è motivo di farsi prendere dallo sconforto. Nulla piega la forza di una comunità coesa e quindi questo è il momento di avere una grande speranza. Un grande augurio di buona Pasqua a tutti voi, un abbraccio e vi voglio bene. Così il sindaco di Padova Sergio Giordani, tantissimi messaggi che ci state inviando in questa giornata di Pasqua al 340 3218 806, ricordo potete inviarci messaggi, video, foto, non fate telefonate, poi ricordo ancora una volta le nostre pagine social dove potete contattarci, Facebook, Telegram, ecco, ci potete trovare, potete seguire tra l'altro sul nostro sito in streaming anche questa diretta. Allora cominciamo a leggere qualcuno dei vostri messaggi. Raccomando, quando riapriranno le aziende bisogna pensare alle persone più vulnerabili. Ho sentito che negli Stati Uniti le persone sopra i 55 anni stanno pensando di tenerle ancora a casa per un periodo ancora per non mettere in pericolo coronavirus. Grazie a tutti e ancora auguri. Di conseguenza dice, una volta che verrà riaperto tutto, cerchiamo di stare attenti soprattutto alle persone più fragili, più vulnerabili, di conseguenza non mettiamole in difficoltà, quindi cerchiamo di tutelarle al massimo. Caro Zaia, i DPI, vari dispositivi, mascherine, guanti e quant'altro a uso sociale devono essere acquistabili in tutti i supermercati. E questa è Anna che scrive e si rivolge direttamente al governatore Zaia. In realtà nei supermercati i guanti e mascherine si trovano, è che vanno a ruba letteralmente, quindi sappiamo che ci sono continui rifornimenti perché vanno letteralmente a ruba, soprattutto i guanti. Adesso questo nostro telespettatore invece si rivolge al governatore Zaia chiamandolo direttamente Luca e scrive: ciao Luca, intanto buona Pasqua, grazie per tutto il supporto che ci stai dando, almeno qualcuno che ci manda avanti in questo momento in cui sembra che Roma ci voglia tirare indietro, scrive questo nostro telespettatore. E gli auguri arrivano ancora a Zaia: grande presidente, grazie di cuore, grazie Zaia perché non ci abbandoni neanche a Pasqua, tanta stima e riconoscenza, io guardo solo le tue dirette perché sono veneto puro. E tra l'altro ecco, la conferma è arrivata proprio anche in questa giornata di Pasqua. Abbiamo seguito in diretta alle 12:30 come sempre dalla sede regionale della Protezione Civile il punto stampa, il punto d'aggiornamento che il governatore Zaia assieme ai due assessori Lanzarini e Bottaccin ha tenuto. Buongiorno e buongiorno e buona Pasqua ancora che mandano tanti complimenti e c'è questa persona che chiede se fosse possibile dare la possibilità di coltivare il proprio orto, oliveto e altre zone verdi a una vicina di casa ma di mia proprietà. Adesso questo è un po' contorto, a occhio sì, ecco, da quello che posso capire da questo messaggio si chiede se si può dare a terzi, insomma, da coltivare il proprio orto. Non penso che sia possibile, nel senso che sappiamo che ci sono dei limiti ben precisi per quanto riguarda gli spostamenti, di conseguenza magari è meglio aspettare che questa emergenza finisca prima di muoversi e di rischiare magari una multa. In campagna si può fare una camminata da soli? Questa è una bella domanda, si può fare una camminata da soli e le direttive dicono non spostiamoci più di 200 metri da casa, cerchiamo di evitare qualsiasi spostamento. È un sacrificio, si continua a dire e ripetere, è un sacrificio che richiede davvero tanta forza di volontà, ma soltanto così si può evitare e limitare il contagio da Covid-19. Di conseguenza portate pazienza, evitiamo di fare le passeggiate, le camminate per questo periodo,
periodo non durerà ancora, pertanto ci speriamo tutti quanti, questo è l'augurio che ci facciamo tutti quanti, però ecco, cerchiamo di tenere duro davvero, perché solo così si può limitare il contagio. Adesso vi mostriamo un video che hanno realizzato alcuni studenti delle scuole superiori del Bellunese. È proprio un momento per loro molto difficile, perché sono costretti, lo sappiamo anche loro, a restare a casa in questo periodo di emergenza Covid-19. La mia vita in queste settimane, come quella di tutti, è stata stravolta dalle misure di contenimento di questo terribile virus, e penso che quando torneremo alla normalità questa esperienza ci potrà insegnare molto, soprattutto ad apprezzare le piccole cose quotidiane. Io penso che dopo questa esperienza la vita riprenderà abbastanza naturalmente, perché il territorio che abbiamo ci dà le possibilità per riuscire a riprenderci e andare avanti. Ci sarà un forte rallentamento dell'economia mondiale e per far fronte a questa crisi saranno necessarie tantissime risorse ed una strategia comune europea che vede un sostanziale accordo tra tutti gli Stati membri. Questo periodo in cui ci siamo visti nudi, limitati nelle nostre relazioni sociali, ci insegni a guardare con più empatia chi è limitato a causa della disabilità o dell'emarginazione. In questo periodo un ruolo importante ce l'ha il territorio, in quanto è il collante che tiene unite imprese, persone e conoscenze, e dove da esso emergono i mezzi e le opportunità per lo sviluppo e per la crescita. E penso che un'esperienza come questa ci possa insegnare la responsabilità che ha ognuno di noi a livello sociale. Credo che per uscirne sarà necessario che chiunque ritrovi dentro di sé un certo livello di autocritica, cosa posso migliorare io in quello che faccio, e allo stesso tempo fiducia nel fatto che anche gli altri si prendano carico di questa responsabilità. Quindi spero che gli italiani ritrovino quel senso di unione che purtroppo a volte viene meno. Perché se perde uno, perdiamo tutti, e se vinciamo, vinciamo solo insieme. Questa emergenza dovrebbe essere la scossa per accelerare la provincia sul fronte dell'innovazione, per renderla più moderna, più efficiente, meno incline agli sprechi, ma soprattutto più attenta ai servizi essenziali come la scuola e la sanità. Arriva adesso il momento di cambiare finalmente il mondo. Adesso noi giovani siamo davvero il futuro e lo saremo solamente nel momento in cui vorremmo davvero esserlo. La provincia ci può aiutare un sacco, ci può aiutare ad essere cittadini informati, per compiere scelte libere, ma non solamente in un momento di pandemia, ma tutti i giorni. Secondo me la nostra provincia, per valorizzare i giovani, potrebbe proporre più iniziative per l'orientamento, e in questo caso non soltanto appunto per il proseguimento degli studi, ma anche per il mondo del lavoro. Per quanto riguarda la scuola online, io sarei d'accordo anche per tutte quelle persone che hanno delle disabilità o altre problematiche che, visto che Belluno non è molto accessibile, potrebbero usufruirne anche loro. Per quanto riguarda la mia esperienza personale con il mondo scolastico, le lezioni online si sono rivelate certamente fattibili ed è senz'altro più agevole usare i computer per prendere appunti. Personalmente però trovo molto più difficile tenermi al passo fra orari che cambiano ogni settimana. Si dovrebbe semplicemente organizzare tutto in maniera unificata sia per le lezioni che per le risorse e per le comunicazioni. La scuola online non potrà mai essere la scuola del futuro, o meglio, non da sola. Dovrà essere implementata da un altro tipo di fattore. Ed il fattore è quello umano, quello personale, è la connessione che si crea tra studente ed insegnante. Abbiamo sempre pensato che tramite smartphone e social si potessero surrogare le relazioni. L'epidemia ci ha condannato ad utilizzare solamente questi strumenti per rimanere in contatto con qualcuno che magari abita a soli pochi metri da noi. Oggi ci manca sempre di più un abbraccio, un bacio, una stretta di mano, un caffè o una birra con gli amici. Questa esperienza ci può insegnare l'importanza del rispetto delle leggi e dei decreti, ma anche quanto noi siamo responsabili con le nostre azioni, con i nostri gesti,
di influenzare la vita degli altri. Stiamo imparando a dare importanza anche alle piccole cose, le cose che prima davamo per scontate. Ecco, un appello alla nostra responsabilità. È necessario che tutti noi nel nostro piccolo rispettiamo le regole per poter uscire domani. Però questa quarantena mi ha dato la possibilità di passare molto più tempo con me stesso da solo e con la mia famiglia. Questo è un valore da non sottovalutare. Quello che so per certo è che questa situazione è temporanea e che passerà e che quindi bisogna solo avere pazienza, molta pazienza. Questi sono i ragazzi del Bellunese, tra l'altro molti spunti di riflessione. Io ricordo l'appuntamento alle 16 con la TV dedicata ai più piccoli, poi c'è tutto lo spazio dalle 16:30 in poi dedicato alla ginnastica dolce, Tai Chi, Zumba e Pilates, e alle 18 l'appuntamento è con la Santa Messa dalla Basilica del Santo di Padova. Grazie intanto per essere stati in nostra compagnia, un buon proseguimento di giornata.